Amici bellini, buona Pasqua! Dai, che bellezza! E dobbiamo fare un recap di quello che è successo nel campionato. Per fortuna non ci sono poi altri posticipetti da fare e quindi parlare poi di Osimhen, perché sì, il campionato, ma c'è prima la Champions. Insomma, cominciamo! Allora, amici belli, so pure io i pizzini, ma non vi fate distraere, poi ne parliamo. Antonio Corvaglia, benvenuto, buona Pasqua a tutti i nuovi iscritti, che bellezza. Allora, questa io, non vi fate distrarre, lasciate il like prima, non vi fate distrarre, lancialo qua, perché vi vedo distratti, togliamo. Una vena, ma è c'è qualche cosa di spettacolare. Poi ci sono i due i due buchetti per eventualmente fare così, oppure se la volete mettere al muro basta una punetta. Insomma, si è creata attesa, adesso si crea attesa, perché giustamente se è vero come è vero, perché l'hanno confermato, io continuo a non capirlo. Perché Goldbet e Better hanno già pagato le scommesse, una cosa che non sta né in cielo né in terra, non si è mai sentita prima della matematica così. Ma la matematica la andiamo a vedere con calma, ecco, con un Ambrabam tattico. Noi qua rivivremo un attimo quelle che sono state le partite del fine settimana e poi ragioniamo un attimo su quello che è, senza fare queste cose qua, perché queste cose qua, come vedete, poi falliscono. Ma è perché è evidente che falliscono. Magari tu avevi previsto un punto con la Lazio e non lo fai, e però magari prendi 3 punti con l'Atalanta, tu juventino, dico. Però adesso, per poi rispettare quello che così, devono vincerle praticamente tutte. E allora vale di più il mio pizzino, che poi analizzeremo per capire un po'. Però prima di tutto vediamo in che stato è il calcio italiano. La classifica è bellissima perché ci dà proprio gioia, e oltretutto permettete, io per questo non posso mai fare troppi iscritti, però io devo essere onesto con me stesso. È una bella boccata d'aria fresca vedere Lazio e Roma là e non vedere le solite tre, che sono le 3 sorelle che devono comandare e fare tutto. È una boccata d'aria fresca questa classifica, permettetemi. Lo devo dire, l'ho detto. È una boccata d'aria fresca. Non è detto che finirà così, ovviamente, dobbiamo ancora capire, perché la Juventus ha quel punto interrogativo, quell'asterisco, e insomma non lo sappiamo. Li consideriamo come fa Mourinho, con un più 15, quindi li mettiamo a 59, quindi li mettiamo comunque prima della Lazio. E in questo momento però finirebbe Napoli, Juventus, Lazio e Roma con fuori le milanesi. E mica è poco. Perché fuori le milanesi? Ovviamente questa partita qua, il risultato, guardare solo il risultato, guardare solo le statistiche veramente non basta, veramente non serve non te la descrive la partita, devi guardare le parate che ha fatto Ochoa. E ha fatto delle parate incredibili. Lukaku se l'è mangiato il suo gol, quello là clamoroso, che oramai è diventato un marchio di fabbrica degli ultimi tempi. Proprio lui e il portiere, boom, il colpo di testa e finisce sulla traversa. E quando proprio la stagione non ti va bene, vedevo anche un tentativo, per esempio guardavo l'Atalanta e vedevo Zapata che carica il destro, corpo tutto dietro, pallone che finisce altissimo in curva. In certe stagioni, se non entri poi anche nell'abitudine a segnare, se non vai in fiducia, le cose non ti riescono, anche se hai tutte le possibilità tecniche per fare. E quindi l'Inter ancora una volta, poi si deve parlare di sfortuna, perché la Salernitana la pareggia con un cross, e quando mai succede? Sono tutte cose che in passato sono successe anche a noi, quindi noi possiamo anche simpatizzare, nel senso un pathos, nel senso soffriamo con voi, visto che non stiamo soffrendo per la nostra squadra, soffriamo con quelle che stanno un po' in un po' di sfortuna, anche un po' di sfortuna. Quindi l'Inter è più
per i gol che si mangia io insisto rispetto ai gol che prende. I gol che prende li prende, ma è anche roba sfortunata, è quelli che si mangiano che proprio sono inaccettabili, e quindi l'Inter così. Il Napoli, storto o morto, l'abbiamo visto, non c'è bisogno di parlarne di nuovo. Sappiamo che la prestazione non è stata eccellente, sappiamo che siamo stanchi, ma sono arrivati 3 punti che hanno dato di nuovo una sferzata di fiducia in città, perché giustamente la sconfitta con il Milan era pesantissima. Sconfitta con il Milan che però, come al solito, come abbiamo analizzato bene nei video anche precedenti, quando fai l'ennesimo lo sforzo incredibile, sublime contro il Napoli, poi rischi di pagare. In questo caso bisogna dire che più che quello il Milan ha pagato probabilmente un turnover troppo ampio, e dopo, quando hai cercato di recuperarla, alle volte non hai il tempo per farlo, e quindi hanno messo troppe seconde linee, hanno cambiato tutto l'attacco, Origi, Rebic, li hai cambiati tutti, e quindi poi dopo metti Giroud, arriva un possibile calcio di rigore che però non è rigore, arriva un possibile colpo di testa che però non è un colpo di testa, e la partita finisce 0-0, quindi si scivola, si sciulea. Questo ci porta alla Champions in un certo modo. Ne parleremo della Champions perché c'è questa storia di Osi che è molto importante e ne dobbiamo parlare. Però questo è quello che è successo venerdì. Dopodiché ieri, ragazzi, ovviamente il Cincinnati batte il Philadelphia Union, ma non ci interessa. Non ho visto Udinese Monza, e il Monza a me Paladino mi interessa, quindi secondo me le devo cominciare a vedere le partite del Monza. Non ho visto Fiorentina Spezia, ho visto un pochino di questo Atalanta Bologna. E il Bologna, bisogna dire, ecco perché nella classifica onestamente inserisco anche il Bologna, perché meritano di farsi vedere, stanno facendo un campionato oltre qualsiasi aspettativa. Si parla molto adesso di Thiago Motta, e nonostante non abbiano più Arnautovic a disposizione tra infortuni e scelte tecniche, però stanno facendo punti contro l'Atalanta in casa, mica male. Protagonista anche Orsolini è stato vessato dai tifosi con brutte parole, con cori contro di lui proprio alla grande, anche un ex, proprio brutte storie. Dopodiché ovviamente segna, si toglie la maglia, grandi esultanti. Ma perché la Luad sta maglietta? Lo sappiamo che state in grande forma, potete pure evitare. E Orsato dice: ma che fai? Stai in fuorigioco, ma là è stato anche simpatico Orsato in questo momento, perché proprio quasi da padre dice: ma perché da lì questa maglietta? Mo' da Giammoni per forza, e non è manco segnato perché era in fuorigioco. Ammonito, però poi lo riesce anche a fare, lì sarebbe stato clamoroso, ma lo tolgo di nuovo, ti fai espellere, e invece no. Quindi complimenti al Bologna, e sono contento, qua facciamo una piccola parentesi, che per quanto riguarda il Napoli, perché il quando è importante, che il Bologna lo affrontiamo alla penultima, quando voglio credere, voglio pensare, i giochi saranno già stati fatti. Io vi dissi nei precedenti video, secondo me la partita con l'Inter sarà già inutile. Io prevedevo, ipotizzavo, immaginavo una matematica tra Fiorentina e Monza, e penso che si possa confermare questa precisione. Andiamo a vedere tranquillamente. Sampdoria Cremonese, clamoroso, ancora mi dicono una grande partita di Zanoli, ma la Cremonese riesce a battere la Sampdoria, che adesso è ultimissima, veramente una roba grave per la Sampdoria. Ecco, questa mi dispiace. Questa mi dispiace non per i tifosi del Verona, ma così loro hanno ancora una speranza di salvarsi, perché andiamola a vedere proprio velocemente la classifica nei bassi fondi. Come vedete la Cremonese scavalca la Sampdoria, ma siamo a distanze siderali, è difficilissimo acchiappare lo Spezia in questo momento. Però l'Hellas Verona a 22 sono un paio di vittorie che devi fare, quindi hanno tutte le possibilità di crederci, di provarci. Sarà tosta perché daranno battaglia, e questo ce lo dobbiamo aspettare. La Roma di cortomuso, come abbiamo visto nella classifica, sempre Dybala, che ovviamente va considerato come veramente un acquisto che ha spostato gli equilibri nella Roma, perché non sta performando alla grande Belotti, non sta performando alla grande Abraham. Chi fa poi i gol decisivi, qualche calcio piazzato, qualche gol spettacolare, sta facendo tutto Dybala. Quindi Dybala si impone sul Torino,
La Roma si impone sul Torino e dà pressione alle milanesi. E poi ce lo siamo visti questa partita, con Lazio che batte Juventus giocando bene, dando anche un segnale, e poi abbiamo visto delle schifezze complete, totali, generali per quanto riguarda le simulazioni, cartellini non dati, accerchiamenti degli arbitri, polemiche finali. Vi permettete pure di fare le polemiche finali male proprio, e se avete tempo e voglia, sul Facebook ufficiale della Lazio, la Lazio ha postato un video, e adoro, complimenti alla Lazio e al social media manager della Lazio, perché hanno postato poi un video dove hanno fatto vedere tutte le cose che ha fatto la Juventus: falli di mano volontari e non sanzionati, falli gravi che possono fare male, lo stesso gol di Rabiot, calpesta più volte il portiere. Là si parla di grande cattiveria della Juve, che reazione, e parliamo sempre, giustifichiamo sempre, perché poi io ripeto, in campo me la prendo io quando vedo le simulazioni e voglio le ammonizioni agli attaccanti e anche ai difensori, a tutti quelli che simulano. C'è sul regolamento, dovete solo applicare il regolamento, non è un cambio, una rivoluzione nel calcio. Applicate il regolamento e quando simuli qualcosa ammonire subito, va fatto. Però poi devo vedere il dopo, io me la prendo, però posso giustificare il momento del campo, l'adrenalina, la voglia di arrivare al risultato a qualsiasi costo. In quel momento lo fai. Vabbè, in quel momento l'arbitro non vede, vabbè, in quel momento il VAR non può intervenire perché il protocollo, vabbè, però è in studio che non voglio sentire sciocchezze. State belli seduti, comodi, al caldo o al fresco, a seconda di quale stagione è. Non permettetevi di dire cose che non stanno né in cielo né in terra, perché poi si diventa ridicoli. Insomma, con questa sconfitta della Juventus si è riacceso l'entusiasmo a Napoli, che era stato un pochino sborzato ovviamente dalla brutta batosta presa col Milan. Adesso dobbiamo parlare della Champions League e tiene banco la questione Osimhen, perché sappiamo che probabilmente Simeone non ce la farà. Addirittura adesso si dice è più probabile vedere Osi tornare in campo che Simeone per la Champions. Ora io però vi dico, Osi qua dice, vedi, Dio è il più grande, si è allenato oggi, quindi giorno di riposo per tutti, lui si è voluto allenare, voleva testare un pochino il campo. Spalletti ci ha detto sta facendo corsa blanda, io lo so che tutti quanti lo vorremmo in campo, io per primo, per dare pure anche, capito, uno sguardo, dai un bello sguardo quando ti saluti a centrocampo. Sta Osimhen alla rete, mettiti paura perché ti può scappare da tutte le parti. Però Osimhen è un giocatore fisico e deve stare fisicamente al 100% per essere una minaccia, altrimenti non va bene. E quindi io, lo so che non potreste non essere d'accordo, io non lo rischierei per l'andata, perché poi rischi che poi fai peggio e non ce l'hai al 100%, perché non ce l'avresti al 100%, con il rischio che fai peggio, che puoi avere una ricaduta e quindi lo perdi fino alla fine della stagione, e non è proprio il caso, perché sta anche lottando per la classifica cannonieri, e magari lo fai allenare, gli fai fare un percorso che lo porti a farlo giocare titolare per il ritorno, perché poi il ritorno sarà importantissimo. I caroselli in città. E quindi ragazzi bisogna tenere duro. Le ipotesi sono ovviamente Raspadori senza dubbio da considerare prima punta, poi ci sono le varie ipotesi, ci metti Elmas prima punta, ci metti Kvara prima punta, ci puoi mettere Politano prima punta, Falso 9, tutti quelli che lo possono fare li conosciamo a memoria. Lozano è da ipotizzare, secondo me senza dubbio, Raspadori prima punta, Kvara e Politano. Secondo me si comincia così, però con il dubbio Lozano, perché qualcuno che punti la porta, che abbia più, perché Lozano è più attaccante di Politano è più ala, questo suo rientrare ti dà anche molto equilibrio in fase difensiva, però la devi tenere una punta che va, quindi insisto, dobbiamo capire in che forma sta Zielinski, se ha recuperato,
altrimenti si può confermare anche Elmas, però Elmas ti può servire se poi devi spostare anche Kvara più avanti, e quindi puoi metterci Elmas lì. Bisogna fare delle considerazioni, ma che può fare solamente Spalletti che li vede in allenamento. Poi c'è poco tempo per organizzarsi, e bisogna sperare che poi le luci della Champions ci diano nuova brillantezza. Osi ci sta provando, è chiaro che lui ci vorrebbe essere, però io non lo rischierei per poi averlo al ritorno e giocarci tutto al ritorno. Se mantieni, non dico un pareggio, ma insomma cercate di capire. Quindi questa roba qua l'abbiamo tolta da mezzo, poi potrebbe anche continuare a cambiare, però significa così. Quello che è il mio pizzino sono le varie cose che adesso stanno succedendo. Dobbiamo affrontare il Milan in Champions, lo sappiamo, poi c'è il Verona in casa e sarà una partita tostissima. Napoli-Verona, già solo a dirlo, Napoli-Verona è una partita tosta, è una partita che ti mette in difficoltà, perché lo sappiamo, il Verona anche quando non tiene niente a che vedere più con la classifica ti vuole mettere giustamente i bastoni tra le ruote, lo fanno. In questo caso hanno anche il di più, perché hanno anche la possibilità di salvarsi, e quindi sarà una battaglia tremenda. Quindi io non vi posso dire prendiamo 3 punti a Verona, poi facciamo 3 punti con la Salernitana, 3 punti con l'Udinese. È sbagliato pensare così. Pensiamo ancora partita dopo partita che ha portato bene e ha portato il Napoli a fare questo che ha fatto. Poi dobbiamo tenere presente quelle che sono le verità. Le verità assolute sono che la Juventus ha sempre con generosità, noi gli ridiamo i 15 punti. Generosità, noi siamo generosi. Quindi la Juventus può arrivare massimo a 86 se le vincono tutte. Adesso Juve e Lazio non le consideriamo, Roma, io non dovrei considerare nemmeno Lazio, però a livello di numeri, se fanno 27 punti a testa, che sono i punti che sono rimasti, la Juve può arrivare a 86 e la Lazio può arrivare a 85. Di conseguenza il Napoli ha bisogno di 13 punti per la vittoria matematica dello scudetto. 13 punti sono 4 vittorie e un pareggio per arrivare a 87. Ora però c'è una cosa, dato che noi affrontiamo la Juventus subito, se tu già pareggi con la Juve a 86 non ci può arrivare. È chiaro, no? È chiaro. Quindi tu, se già pareggi con la Juve, hai bisogno di 11 punti e non 13, quindi già è importante non perdere con la Juve. Se poi vinci con la Juve ne hai bisogno 10 e arrivi a 84. Questo però non ti garantisce la matematica, perché la Lazio potrebbe arrivare a 85, la Lazio che improvvisamente le vince tutte e fa un filotto di 9 vittorie consecutive. A voi l'ardua sentenza, non si ragiona così nel calcio, tutto è possibile, tutto è plausibile, però questa è la verità. Quindi Verona, Juventus lì, la Salernitana poi in casa, l'Udinese che non dovrebbe avere altro a che vedere, la Fiorentina. Queste sono tutte partite importanti, queste qua, Salernitana, Udinese, Fiorentina e Monza. E poi io spero che con l'Inter non c'è bisogno, col Bologna non c'è bisogno e con la Sampdoria di Zanoli non c'è bisogno. Secondo me così si può ragionare. Poi se la Juventus le fa tutte, noi le possiamo fare anche noi tutte. Se la Lazio le vince tutte, le possiamo vincere anche noi tutte. Però la Juventus c'ha lo scontro diretto con noi. E hanno anche, perché me le sono scritte, la Juve deve fare Sassuolo, Scanzuolo, Napoli, Bologna, Lecce, Atalanta, Cremonese, Empoli, Milan, Udinese. E il Milan se la deve svangare la Champions. La Lazio deve fare Spezia, Torino, Inter, e se la deve svangare l'Inter della Champions. Sassuolo, Milan, Lecce, Udinese, Cremonese, Empoli. Il filotto lo possono fare alla fine, ma in mezzo bisogna ragionare diversamente. Da New York, dei Palermo Blu, dove è tutto, vi state divertendo, state mettendo le bandine. Io poi non dico niente, però se voi volete togliere uno sfizio, per me è bello che ce n'è anche un'altra, non è solamente Kvara, ce n'è anche un'altra con il capitano. Finalmente. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia. Io me li fai. Sono Saveri da Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.